Buongiorno a tutte e a tutti e buon 8 marzo. Un 8 marzo come quello dell'anno scorso che a causa della pandemia ci impedisce di scendere tutte assieme in piazza, di socializzare e di manifestare il nostro sentire di donne. Nonostante ciò, il coordinamento Donne dell'Ampi di Udine ha deciso di onorare, seppur in forma ristretta, le nostre partigiane friulane, non solo qui, davanti al monumento che le ricorda, ma anche e per la prima volta andando a portare una rosa rossa sulle loro tombe. Lo stesso gesto verrà compiuto dalle donne del coordinamento delle nostre sezioni sparse nella provincia di Udine. La Resistenza è stata il momento in cui si è espresso un nuovo protagonismo femminile. Le donne, nel momento più tragico della guerra, in cui tutto sembrava perduto, le donne appunto uscirono dalle loro case, spezzarono quei vincoli sociali secolari e presero il loro posto nella lotta, perché combattere, come diceva Gianna, la nostra partigiana Fidalma Garosi Lizzero, era giusto e necessario. La Resistenza contribuì così a far nascere una comune coscienza nazionale tra le donne di diversi ceti sociali, di diverso livello culturale e di orientamento ideale, e a far loro acquisire una nuova consapevolezza del proprio ruolo e l'aspirazione a conseguire tutti i diritti. Non a caso i gruppi di difesa della donna affermavano che la conseguenza della partecipazione delle donne alla Resistenza dovesse essere il diritto di voto. La partecipazione delle donne alla Resistenza fu dunque il fondamento per la conquista dei loro diritti. E le donne italiane votarono per la prima volta il 2 giugno 1946 per il referendum istituzionale tra monarchia e repubblica e per l'elezione dell'Assemblea Costituente. La percentuale delle votanti fu altissima. Furono elette 21 donne su 506 componenti dell'Assemblea. Le 21 madri costituenti erano donne che avevano partecipato tutte alla lotta antifascista. Con la partecipazione determinante di queste donne, che nonostante le forti differenze politiche seppero sempre agire in modo concorde per far riconoscere i diritti delle cittadine italiane, fu approvata la nostra attuale Costituzione, che disegnò una terra in cui finalmente libertà, giustizia sociale, diritti umani e civili diventavano vita quotidiana. Quindi le donne pienamente protagoniste della nascita della nostra Repubblica e ancora le donne protagoniste fondamentali nel cambiamento successivo, quello che cercò di inverare i valori della nostra Costituzione. Tutto ciò si può leggere attraverso le leggi che hanno cambiato l'Italia e che hanno avuto come autrici le donne. Ma oggi a che punto siamo? A dicembre 2020 il tasso occupazionale femminile è sceso a 48,6, perdendo 1,5 punti percentuale, mentre quello maschile ha perso invece solo lo 0,4 di punti percentuali. La pandemia, come sottolinea una ricerca fatta dalla Fondazione Moressa per la Fede casalinga, sta rallentando soprattutto l'occupazione femminile, già notevolmente inferiore agli standard europei. Per l'occupazione femminile italiana, rileva questo report, il problema non è solo il coronavirus. Il vero nodo è la mancanza di un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia e lavoro. La disparità tra le donne occupate e gli uomini occupati quindi va oltre la pandemia. Tante donne in questo anno terribile hanno conosciuto la fatica, la sofferenza ed oggi vivono l'umiliazione dell'esclusione sociale, della perdita del lavoro e della precarietà. Tutti gli studi e le statistiche dicono che le donne sono le più esposte assieme ai giovani a subire gli effetti economici e sociali di questa pandemia. Accanto alla perdita dell'indipendenza economica, assistiamo all'acuirsi della violenza sulle donne. Dall'inizio dell'anno ben 13 femminicidi, ad opera di uomini che erano conviventi, compagni, ex mariti. Forza e fatica sono quindi dunque le dimensioni della nostra vita di donne. Quella forza però dovremmo essere capaci di tradurla in un protagonismo politico più efficace, in modo da poter agire all'interno delle istituzioni. Non possiamo far finta di nulla, nella politica lo abbiamo visto da poche settimane, c'è ancora tanto sessismo ed è per questo che ora più che mai noi donne dobbiamo tornare a fare gruppo, quel grande gruppo di donne che 2 anni fa si ritrovò a Verona.
Per costruire la nostra forza è necessaria una grande comunicazione tra donne. Dobbiamo darci ascolto nelle reciproche aspettative, avere coscienza del bisogno che ciascun gruppo politico e movimento ha degli altri. La forza di ognuna di noi deve diventare vantaggio e risorsa per le altre, soprattutto in questo momento complicato per l'Italia, in cui il nostro governo decide sui fondi della Next Generation, che sono la concreta occasione per colmare quel gap che vede l'Italia agli ultimi posti in Europa per occupazione femminile. Bisogna pretendere l'allocazione di adeguate risorse economiche e l'indicazione di progetti precisi per liberare le donne dal lavoro di cura. Proprio in questo momento si sta presentando il progetto per le pari opportunità. Speriamo di venire ascoltate. Quindi ritroviamoci unite, perché solo unite si può e si deve vincere. Viva le donne, viva le partigiane che tanto ci hanno insegnato. Grazie.